Come da dare? Va bene, ok. Roberto, ciao, sì, adesso Vedo tornare a scuola su. Infatti ho parlato qui, io ho visto per esempio che si metterà. Mette verso il 5 e mezza. No, ormai mi figli sono più avanti, non capisco. Dove in mezzo? Sì, beh, quelli di tela, no? Gli sta più teso. Dicevo, via Katia, Chi è? Katia Sergio. Katia Sergio. La fabbrica va in crisi, bene, serve aiuta Perché non vuole? Perché non gliene ha più? Ma nessuno. Facciamo il normale traffico vittoriese. No, invece volevo mettere la mano, io lo devo fare. Rimangono più.
maggio, fai che inizia a maggio. Ancora poco. Era fresco, Ah sì, vero? Dopo ti passa quel scoglio là, vedi che come c'è stato. Sempre che mi parlasse tra ieri e oggi. Vai Bogia. Ah no, vabbè, hai finito oggi. Ora nel dentro tu io male. Innanzitutto volevamo ringraziarvi per essere qui quest'oggi e intanto vorrei chiedere un minuto di silenzio vista l'occasione e visto il motivo per cui siamo qui.
piazza di fronte a questo celeberrimo monumento ai caduti soldati che sono morti per la nostra patria, e che ha visto proprio qui a Vittorio Veneto la vittoria della Prima Guerra Mondiale. È vero, ora siamo in tempo di pace, in realtà però siamo ancora sotto attacco, bersagliati proprio da chi ha giurato di assumersi il dovere di proteggerci e di tutelarci, il nostro governo. I nostri imprenditori, i nostri artigiani, i nostri operai si vedono portare via il loro lavoro, il loro diritto al lavoro, e con esso i risparmi, la dignità, e alcuni di loro, che non hanno visto altra via d'uscita, anche la vita. 88 suicidi nel 2012, 149 nel 2013, e ora avevo scritto siamo già quasi una cinquantina, ma l'abbiamo sorpassata. Addirittura ieri 4, solo nella giornata di ieri, si sono tolti la vita. A causa di questa crisi economica che il nostro Stato, invece di sforzarsi di arginare, ha accentuato, aggravando la situazione proprio delle categorie più deboli, aumentando la pressione fiscale fino a circa il 70% per chi ha una propria attività. E qui tra noi ci sono artigiani, ci sono persone, commercianti, persone che hanno la propria attività, che possono testimoniarlo. Volevo rammentarvi brevemente alcuni articoli della nostra Costituzione, che già conosciamo penso tutti, ma che in questo momento storico strappano un sorriso amaro, perché sembrano quasi riferiti a un'altra nazione. Già a partire dall'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. L'articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono eguali davanti alla legge. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. E già qui. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Articolo 28. I funzionari dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti. Articolo 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Articolo 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso, ripeto, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Non credo sia necessario essere esperti di politica o di economia per capire che qualcosa non va, anzi, che nulla va come dovrebbe andare in questo Paese. Questi pochi articoli della nostra Costituzione sono solo alcuni dei tanti che in questi anni chi ci governa ha praticamente ignorato, per non dire calpestato, preoccupandosi solo dei propri interessi, della propria poltrona, del proprio potere, svendendo la nostra economia a lobby bancarie che di certo non si preoccupano se noi comuni cittadini non sappiamo come arrivare a fine mese, come dare una vita dignitosa alla nostra famiglia, ai nostri figli. Ed è per questo che noi oggi siamo qui, per denunciare questa casta di truffatori legalizzati che ci sfrutta, ci affama, ci toglie la passione per il lavoro. E noi veneti siamo un esempio per quanto riguarda la passione per il lavoro. Ci tolgono la voglia di fare, la voglia di vivere, di lottare. Ci hanno convinti che tanto fanno quello che vogliono
e non ci si può fare nulla, perché questo alla fine ci sentiamo dire. Tanto non c'è niente da fare. Noi siamo qui fra voi, chi almeno indossa questo giubbettino, da più di 2 mesi ormai, per dirvi che non è così. Abbiamo letto poc'anzi l'articolo 1. La sovranità appartiene al popolo, appartiene a tutti noi ed è nostro diritto, anzi nostro dovere, riprendercela, cacciando via questa gentaglia che non ci rappresenta per nulla, che ci governa con una maggioranza che non è neanche legittima, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale il 4 dicembre, che insedia i propri leader senza far decidere più nulla a noi popolo, e soprattutto che ci prosciuga, che ci deruba non solo di beni materiali, ma anche della nostra dignità. Quindi chi ancora non fa parte del nostro gruppo, passate a trovarci nei nostri presidi, unite le vostre voci alle nostre per dire basta, perché ormai si ammazza una persona al giorno, se non di più di una persona al giorno, senza contare chi tenta di farlo, perché per sua fortuna non ci è riuscito. I media ormai non ne parlano neanche più, bisogna spulciare su internet per trovare queste notizie. Quelli che ho messo sulle croci sono solo una decina, un'altra decina ne ho in macchina, e senza contare tutti gli altri solo dall'inizio dell'anno. Ormai non fa più notizia. Il problema è che il prossimo potrebbe essere un vostro conoscente, un vostro amico, un vostro familiare. La disperazione purtroppo non sempre si riesce a raccontare, non è che prima di compiere l'atto estremo ve lo vengono a dire. Quindi noi non possiamo più accettare che avvengano queste tragedie. Noi vogliamo cambiare le cose e tutti insieme, solo se siamo tutti insieme, possiamo riuscirci.